Adesso io lascio la parola a Sabrina, ci dici due parole sulla mostra e soprattutto ci leggi, credo, quella che è stata un po' la traduzione in una, ripeto, poesia che vi permette e ci permette di poi seguire un po' la mostra allestita. Sul fatto delle due parole mi prende la sprovvista, comunque posso solo dire che Daniele ha cercato una collaboratrice per questa mostra, aveva già le idee chiare, ha chiesto a me e io a mia volta ho saputo anch'io trovare le persone giuste in Anna Maria, in Marisa, che è capitata domenica, però si è andata sotto e si è fatta appassionare dalla cosa, mia sorella per le foto, insomma. Ci sono tanti altri, tutti quelli che chiedendo anche il progetto a Lucia e a Primo, il Tor del Presepio, cioè c'è una rete veramente come sempre di collaborazione a Capriva che è un patrimonio inestimabile e basta chiamare le persone giuste, si fa una rete e si realizzano in poco tempo, veramente poco tempo, grandi cose. E sono io a ringraziare il sindaco per avermi dato questa opportunità, perché quando io mi avvicino alle foto di Mario Grion è sempre un'emozione, una passione, un cercare la data, ed è un lavoro che veramente dovremmo fare un po' tutti, cioè dietro ci sono dei numeri. Bisogna assolutamente cercare di metterle in cronologico, aiutarci uno con l'altro per questo patrimonio, trasportarlo. C'è Cristina che mi sorride perché sa che la mia passione è per suo papà e io andavo lì e mi facevo dire come funzionano i numeri, la catalogazione, e lui mi raccontava le cose, dove sono i negativi, questo e gli altri. Boh, vado avanti, se no vado con la poesia. Sì, dicevo che quando abbiamo cominciato a mettere mano alle foto sono venute fuori diverse tematiche. Questa, volevo solo dire, è un'ispirazione delle 2:30 di mattina. Mi sono svegliata con questo pensiero del Tor, si vede che, non so, era quello che avevo per la testa, sono dovuta scendere a scrivere. E potevo trovarmi con il signor Vanni a parlare del campanile. Se il campanile di Capriva avesse gli occhi, vedrebbe un paese che cresce e si allarga, ma sa stringersi e vivere compatto in momenti forti della sua comunità. Vedrebbe colline verdi e innevate, bagliori di fulmini nel cielo e strade allagate, cerimonie e feste di piazza. Se il campanile avesse orecchi, udirebbe lo scroscio della pioggia, il fragore dei tuoni ed il suono gioioso e mesto delle sue campane. Se il campanile avesse una bocca, ci racconterebbe le storie lente del tempo passato e l'andirivieni frettoloso del tempo presente. Se il campanile avesse un cuore, ci direbbe come esso è stato trafitto da una granata durante la Prima Guerra Mondiale, ferito, come tutti i caprivesi, costretti a vivere quella tragedia. Se il campanile avesse un'anima, esprimerebbe il suo orgoglio di essere l'immagine per tante associazioni caprivesi che portano avanti tradizioni, cultura ed opere di solidarietà. A noi piace pensare che il nostro campanile abbia occhi ed orecchi, cuore ed anima, e possa essere il punto di congiunzione fra noi e le generazioni passate, fra noi e le generazioni future, ma ancora di più un punto di congiunzione fra noi ed il cielo. La commovente invocazione "Signor, guardai Capriva", scritta sulla cupola del campanile, ci fa sentire protetti, e la vista del nostro Tor ci fa sentire a casa.